Continuano le manifestazioni al Comune di Porto Empedocle da parte dei lavoratori dipendenti che annunciano appunto che loro lavorano, però gli stipendi vengono pagati in ritardo. Stamattina c'è un sit-in della Triplice, avete anche fatto girare un volantino e affisso un manifesto al Comune, ma intanto abbiamo saputo che un mese di stipendi è stato anche pagato. Un mese di stipendio è stato pagato, ma ovviamente questo non è assolutamente bastevole. Il manifesto è stato scritto dai lavoratori, a differenza di quello che dice l'amministrazione. Non c'è assolutamente nessuno che può indurre né i lavoratori a fare sciopero né a fare sit-in. Questa è ovviamente una cosa che può essere fatta solo e esclusivamente spontaneamente dal lavoratore e non c'è nessuno che può indurre il lavoratore a tenersi semplicemente una mensilità che serve di fatto solo e esclusivamente per pagare i debiti pregressi che hanno fatto nei confronti di terzi, nei confronti delle banche, nei confronti anche dei familiari che sono disposti a fare dei prestiti. In terzo luogo non c'è assolutamente percezione per ciò che riguarda la visione reale del Paese, perché di fatto questa situazione non è bastevole e ci vorrebbe semmai un contributo straordinario per far fronte a tutto questo, cioè non basta assolutamente, cioè non si capisce che questo che sta succedendo adesso succederà ancora fra 2 mesi e fra 3 mesi e invece l'amministrazione vuole che vengano fatti i complimenti per una situazione che assolutamente sta al di sotto della fase normale. La situazione del Comune di Porto Empedocle è sempre drammatica, un mese di stipendio è già arrivato, però voi ancora continuate oggi il sit-in con quali obiettivi? Noi vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nostra situazione perché ci sono troppe discussioni da cortile che vengono alimentate su internet da fautori di questa o quella fazione e chi ne fa le spese è chi ogni mattina si alza per venire a lavorare onestamente con 1000 sacrifici e compenetrandosi della situazione economica, però noi gradiremmo un'azione più incisiva dell'amministrazione comunale che sta facendo il possibile, però gradiremmo avere magari un po' più notizie su quello che si sta cercando di fare. Ringraziamo appunto l'amministrazione perché oggettivamente noi abbiamo ricevuto una mensilità, però dopodomani, cioè anzi domani maturiamo anche purtroppo aprile e quindi c'è sempre questo scarto. Sappiamo che è un problema difficile, sappiamo che ci sono delle grandi difficoltà, però gradiremmo essere uniti in questa lotta, magari andare insieme a Palermo o in delegazione anche a Roma, interessare le istituzioni, gli enti locali e nazionali, perché il Comune di Porto Empedocle è in dissesto e è inutile nascondersi dietro un dito, però anche il dissesto prevede delle forme di risanamento economico che vorremmo essere sicuri e certi che stiano per essere individuate e intraprese.